Ciao ragazzi, oggi siamo qui in un nuovo video. Oggi siamo qui nella seconda parte di Minecraft Pocket Edition. Allora, continuiamo il nostro nuovo il nostro nuovo mondo. E ci eravamo lasciati qui nel mondo di villager. Allora, volevo griffare i villager oggi, perché praticamente, ecco, scusate il rumore del bagno, però allora avevo un'idea che potremmo vivere dai villager, però ho visto tutta sta cob, Momo me ne sono accorto e ho detto, ma che ci fa tutta sta cobblestone qua? Beh, lo scopriremo tra pochissimo. Infatti andiamo un attimo su albero perché mi un fastidio gli alberi qua, non devono esserci. Ok, e andiamo. No, perché ho piazzato un blocco di assi di percio qui? Comunque, volevo praticamente fare così. Allora, vediamo cosa c'è. Ah, vabbè, praticamente queste magari. Sì, no, come fanno? Cioè, saltano. Manco. Cioè, si deve per forza mettere un blocco qua. Poi qua che c'è. Oh, lui non ci ha messo niente di importante, scusami. E fa notte, quindi iniziamo il letto da parte. Via tu, villager di merda, casa mia questa. Quindi possiamo dormire, sì. Noi iniziamo anche la storia con io e me soltanto di notte. È notte! Porca miseria. Che palle. Oh, adesso lo spegno. Allora, buongiorno. Allora, riprendiamoci il letto. Poi deve essere mob. Vabbè, comunque, andiamo a griffarli in rame per farci il cibo. Allora, tac. Sì, però la cosa più buffa che ancora non ho fatto, guardate, è questa. Che ancora non ho fatto gli attrezzi di pietra. Quindi sapete cosa faccio io? Vado qua e al posto dei segnini mi metto la crafting table. Poi la posiziono un attimo qua e mi faccio. Ho la cobblestone, quindi mi faccio un attimo qualche stecco. Non ne faccio 12. Allora, poi spade di pietra, 2 per sicurezza. Poi i picconi sicuramente. Dov'è il piccone? 1. Dov'è il piccone? Piccone di nuovo. Un altro piccone di pietra. Poi un'accetta di pietra e possiamo anche andare nell'inventario, mettere al posto di questa spada di... Teniamo. Non ce la tagliamo, usiamo l'accetta di pietra qua, il cuore, mettiamo un'altra volta qua e va bene così. Poi al posto di questo mettiamo questo, poi crafting e tagliamo questa crafting table e iniziamo a griffare i villager. Volevo vedere, ho detto, stavo dicendo, no, non mi interessa questo. Ok, sì, vabbè, questo comando. No, il grano è mio. Vai via, bastardo. Via, però. Ok. Mi grifo tutto, dai. No. Però... patate e carote. No, vai via. Via. Via tu. Chiaro.
Via, prendiamo le patate. Patate. Care? No, noi abbiamo bisogno di cibo. Quindi, vabbè, in questo video praticamente 5 minuti e non abbiamo fatto praticamente niente. Quindi volevo vedere un attimo una cosa. Non è quindi, cosa volevo fare adesso? Devo fare un attimo. No. Le opzioni dove sono? No, non vedo. Vabbè, prendiamo prima le cose qua perché raga, questo villaggio mi ha dato una fonte di cibo infinita. Quindi io faccio così. Non mi prendo solo l'idea della chiesa, non voglio avere a che fare con le piantate tutto. E adesso ci prendiamo un attimo il grano maturo che non fa mai. Poi sì, ci prendiamo questo, compriamo, ma via. Il sole è alto? Sì. O no, non lo so, comunque questo ma io non credo. No, io mi preoccupo più per la gente perché moriranno. A parte gli scherzi. Dai, già. No, non sta facendo buio. Boh, comunque. Sta ascia già sta finendo, dai, ma non ci credo. Comunque. Esce da questa casa, no? Via che. Sì, dei miei staggi, però io voglio le opzioni. Ovvero, devo sapere. Volevo sapere. Ci sono le librerie qua. Che ovviamente non si possono prendere intere. Questo lo so. Però questo appunto. Volevo craftarmi magari un po' di pane. Allora mi craftiamo un po' di pane. Poi ci craftiamo. Posso farmi un po' di armatura. Mi faccio l'armatura in pelle. Giusto per essere più protetti, raga. E poi magari, ma dov'è la... No, non ci credo, ma come... Scusate questi rumori. Però, ma dov'è la live? Non ci credo. Comunque. Non c'ho cobblestone? E dai però questo bagno, ha rotto. Allora. Quindi. Tac. E tac. Voglio farlo. Là. Fornace. Poi andiamo qua. Fornace alla mano. Ok. E la metto proprio vicino al coso. Poi ho della legna, sì. Ho della legna così. Ho della legna così. No, com'è? Scusa, adesso me ne serve altra. Quindi cosa faccio? 3. Le cuocio con 3. Adesso uscirà un attimo, vabbè. 1, 2 e 3. Bene. Ragazzi, scuso. Vabbè, dai. Che rumori sono questi? Basta. Oh. Allora. Comunque. Fornace e cuoci anche questi 3 e ci facciamo.
Forse non ho mai capito. No, forse non ho mai capito, sì. Rivoglio indietro davvero. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Va bene. Stiamo per fare la carbonella. Ok, questa sarà la nuova carbonella. E ci facciamo anche delle torce per essere molto così. Veramente, no, capisci? Tac, facciamo sempre cose torce perché qui la vita può andare male. Allora, tac, tac e tac, ok. E ci facciamo ancora altre torce. Non entrate, sto a registrare. Quindi il video è addirittura di 11 minuti, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Mamma mia, la mannaggia la miseria. Zitti. Sto a registrare, che palle. Non mi fate registrare. Ok, allora, preso questo, posso andare qua e farmi le torce finalmente altri. Ok, e posso illuminare. Tac. Ok, tac. Ok, una porta ce l'hanno? Sì, l'hanno messa. Quindi mettiamo a cuocere un po' la carne. Sotto cosa ci mettiamo? Uno di legna? Qua c'è? Sì. Ok. E poi, oltre a tutto questo, penso che possiamo salutarci qui perché praticamente il video, se no, diventa troppo lungo. Vabbè ragazzi, noi abbiamo praticamente griffato i villaggeri, siamo pieni di carote, cioè non ci credo neanche, e togliamo quindi, mettiamoci tutte le carote qua, e bene ragazzi, noi possiamo anche dormire, adesso un attimo, un secondo che ci mettiamo la spada di pietra alla mano e dormiamo un attimo ragazzi, perché ho paura che praticamente la registrazione diventa troppo lunga. Bene ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio di Minecraft Pocket Edition. Bella!